Presidente, oggi ha visitato Villa Rusiz, la fondazione era in difficoltà, adesso com'è lo stato di salute? Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche perché sono tante le persone da ringraziare, dal Presidente Guarneri al Commissario Kraigero, al Direttore Gregoretti, alle tante lavoratrici, lavoratori di questo luogo, alle animatrici, alla Casa Famiglia. Insomma, davvero abbiamo fatto un lavoro importante insieme anche all'amministrazione comunale per cercare di risanare una situazione complicata e difficile. Non siamo ancora alla fine di questo percorso, però possiamo sperare davvero in un presente e in un futuro che ci permetta di mantenere la Casa Famiglia, che è importante, con l'assistenza, l'aiuto e la protezione che diamo a tanti bambini in difficoltà, e dall'altra anche un'azienda agricola che fa un prodotto di alta qualità che abbiamo mantenuto anche in questo momento e che oggettivamente è il nostro biglietto da visita migliore per il prossimo futuro. La Regione continuerà a supportare la fondazione. Esattamente come abbiamo fatto finora, continueremo a farlo, anche perché crediamo davvero nelle grandi potenzialità di questo luogo, ma soprattutto nel patrimonio straordinario che è dato dalla Casa Famiglia e dall'azienda agricola, che devono non solo rimanere insieme, ma devono continuare con profitto a cercare davvero di aiutare questi ragazzi in difficoltà e allo stesso tempo fare un prodotto di qualità legato al nostro territorio.